Buongiorno da Leandro Maggi, lo vedo in diretta. Tra le attrazioni, tra le cose importanti al festival, alla Mostra del Cinema di Venezia, oggi c'era il Polesine, anzi Porto Tolle in particolare, protagonista. E siamo al telefono con il sindaco Roberto Pizzoli che ci spiega perché eravate a Venezia stamattina, sindaco. Buongiorno Leandro, buongiorno agli amici di Rovigo in diretta, siamo proprio di ritorno in questo momento da Venezia, nella Mostra del Cinema, dove l'assessore Corazzari ci ha dato questa grande possibilità e questa il lustro di portare la festa del riso e quindi questa attività di promozione del territorio per quanto riguarda il Delta del Po, ma direi anche la provincia di Rovigo, abbiamo portato alla Mostra del Cinema di Venezia, quindi insomma un palcoscenico direi che ci ha dato veramente molto, molto onore. Ecco, ricordiamo che proprio all'inaugurazione c'era anche la perla del Delta, l'ostica del Delta, e quindi non solo la festa del riso, tante qualità enogastronomiche del nostro territorio a Venezia, questo è decisamente una vetrina importante. Giustamente, hai detto benissimo, tra i partnership della Mostra Internazionale di Venezia c'è anche l'ostrica rosa, che è uno dei nostri prodotti di eccellenza, insomma sai benissimo che Porto Tolle, Delta del Po, l'ostrica rosa, Costa DOP, Riso IGP, insomma le vongole verace, ne abbiamo di prodotti di qualità e credo che la gastronomia sia uno di quei veicoli che fa conoscere il territorio in giro per l'Italia e per l'Europa. Allora, festa del riso, quando, come e dove? Festa del riso, che devo ringraziare innanzitutto il mio assessore Silvana, il vice sindaco Silvana Mantovani che lo sta curando in prima persona insieme a Biosfera Network. Avremo la serata di gala il 15 di settembre e il 16, 17 e 18 le 3 giornate con la degustazione nel Pala Riso, Pala Tenda in Corte a Cavenier. Siamo ospiti a Cavenier di sai che la nostra festa è itinerante, quindi ogni anno dà lustro a una frazione e a un'azienda agricola del territorio. Quest'anno siamo a Cavenier e insomma l'occasione è anche per dare a questa isola importantissima del nostro territorio il lustro, così come alla sua azienda agricola che è presente sul territorio. E naturalmente vi aspettiamo tutti, saranno sicuramente 3 giornate bellissime. Sindaco, come sempre la ringraziamo, complimenti sempre a Porto Tolle, complimenti ai vostri prodotti di eccellenza e viva il Delta! Grazie Leandro, viva il Delta, viva il Polesine, a presto.